shouldn't have been messing. I gotta find my way back to summer paradise. Sean Paul Simple Plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Quick time, girl. Oh, I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, tell him. my soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away 1,000 days, oh, just to have another one with you. Baby girl, Where real life can wait, it can wait. we're crashing like waves. Yeah. We're playing in the sand, Me and you, girl. holding your hand. Mexico. 'Cause I remember every sunset. What I remember, girl. I remember every word you said. And we were never gonna say goodbye. Singing la da 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 da. Tell me how to get back to summer paradise with you. Yeah. And I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, Because me sit down in the tour bus and freeze, thinking about the sunshine and the trees, summertime on the beach. So fine, and you know so that me have my main squeeze. Baby girl, you really got what me need. Real fast, we will get there anytime that you need. In a heartbeat, girl, sex on the beach. Just say the word SP, I go reach. Loving in peace, put it back for repeat. someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Bring it back, rewind. 'Cause I remember every sunset. What I remember, I remember every word you said. And we were never gonna say goodbye. Lorenzo, ciao Lorenzo. No, non ce n'è intervista. Auguri, non rilasci intervista, auguri. No, assolutamente. Un po' bagnaticcio, perché questa la buttiamo via che dentro Prego. non si vero? Allora, ciao Lorenzo, auguri. Parte il Margot. Sì. Cosa prevedi per il Margot? Ma speriamo che portiamo una ventata di innovazione e tutto lascia. Cosa ci sarà di buono da mangiare? Faremo il ristorante carne e pesce, dopodiché la pizza, ci saranno due tipi di pizza, due specialità di pizze, e praticamente una che viene dalla Sicilia e un'altra, diciamo, chiamiamola Ligure, dove è il posto dove ho lavorato 25 anni e voglio che la gente di Lercara conosce la mia esperienza e la mia... buonissima
pizza siciliana si conosce e vogliamo sapere diciamo, invece quella ligure? Quella ligure In è cosa si differenzia? Ecco. è un tipo di impasto diverso dal solito e quindi automaticamente cambia il tutto. Non ha detto niente, non ci vuole annunciare niente, i suoi segreti se li tiene Questo per è sé. poco ma sicuro. La differenza, dai, dici qualcosa che... No, assolutamente no, è da Allora, noi che veniamo a mangiare riusciamo a capire comunque la differenza tra quella siciliana e quella ligure. Ci mancherebbe, quello senz'altro, perché sono due tipi di pizza diverse se si vuol chiamare pizza, e avrete l'opportunità di conoscerla col tempo e sperando che dà un impatto e una nuova immagine a questo paese. Dopodiché non ho niente da dire. Il ristorante pizzeria hai deciso di chiamarlo Margot. Margot, diciamo che non ho deciso solo io, ma è stato un accordo della mia famiglia. Da grandi appassionati del praticamente genere. Questo locale è nato con 3 quadri di Lupin, infatti i colori che ci sono in questo locale, se lei guarda, rispecchia il locale vero e proprio. Ecco, siamo andati a trovare Jennifer. Ciao, la moglie di Lorenzo. Ciao. Allora, ciao. Jennifer, dai, sei contenta? Ecco, ti arriva anche un gelato per la bimba. Ecco, così siamo proprio al completo. Occhio, adesso lo vedo addosso sto gelato. Lo vedo addosso, investito. Infatti, vedo Allora, proprio una bella... Lorenzo era contentissimo, ci ha parlato un po' della pizza siamo ligure, tutti- quella siciliana. Tu cosa ci puoi dire? Quale sarà il tuo ruolo all'interno del locale? Il mio ruolo è quello di gestire e comandare tutti, proprio Yeah. nel vero senso della parola. Poi spero di fare le coppe gelato, perché sarà una novità. E poi niente, tutto quello che ci sia. E facciamo questa novità appunto delle coppe gelato, perché all'Ercare è ancora una cosa un po' non vista, sono tutti abituati col gelato da passeggio. Ok, spiegami allora meglio questa coppa gelato. Come la proponete? Allora, qui c'hai un po' un esempio dei bicchieri, quindi poi lì ci sono anche i menù, delle foto che abbiamo fatto, faremo la pizza gelato, gli spaghetti gelato e poi tutto quello che riguarda la frutta di stagione ovviamente e niente, ci sbizzarriremo in tutto. Allora, un grandissimo in bocca al lupo al Margot. Crepi il lupo e che proprio muoia del tutto, almeno da avere tutta sta fortuna che tutti ci danno. Ci auguriamo appunto che venga apprezzato quello che vogliamo creare. E boh, basta. Grazie a tutti di nuovo e spero che adesso infatti verranno ad assaporare tutto quello che noi abbiamo scelto. Quindi dicevi che è cominciato tutto da delle stampe che avete acquistato, quindi? Sì, abbiamo visto queste stampe e da loro, dai colori, perché infatti prevalgono i 3 colori, il rosso, il grigio e il bianco, e da lì ci siamo sbizzarriti a creare quello che poi alla fine è uscito fuori. Enzo, arrivi al momento giusto, cercavamo proprio te. Ciao. Augurone allora, in bocca al lupo. Grazie. Speriamo Crepi. che venga tantissima gente a mangiare. Speriamo di dare alle persone quelle aspettative che in un certo qual modo noi ci siamo prefissati. È nostra volontà dare un qualcosa di nuovo, un qualcosa di carino, un tocco di novità e speriamo di incontrare il consenso delle persone. Piace alla gente mangiare bene, un po' in tutta Italia, però da noi è molto sentita questa cosa. Sì, le buone forchette ci sono, ne sono convinto che ne esistano tante e speriamo di essere all'altezza della loro fama. Del loro palato, quindi Del loro della palato. loro fame. Soprattutto della loro fame. La signora salve! Antonella, Auguri. grazie. Dritta, precisa, Dritto così. Dai, Antonella, Amore, che devo dire? Spalle, come si dice, aperte? Che? dentro e culo in fuori. Ecco qua, la famiglia riunita. Allora signora, manca solo lei all'appello, si faccia un po' più in là, se no non la vedono, se no devo stare Allora, col collo cosa- tipo giraffa. dimmi, Un pochino cosa più- devo dire? Cosa Ok, vuoi? è molto emozionata, vediamo la Sì, signora. è Signora è emozionatissima. contenta, quale sarà il suo ruolo qua all'interno del Margot? E io Ok, grazie, arrivederci.
Sappiamo che le donne solitamente fanno poco quando si tratta di lavorare. La famiglia riunita, questa è la prima cosa che conta. Tu saremo Le ho fatto un'altra domanda, signora, va bene, non per niente. No, Chi è? era un'altra domanda, va bene. Dimmi. Quale sarà il suo ruolo qua all'interno del Margot? Io? Che devo fare? Tutto. Quello che c'è da fare, dai. Qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa, sì. Si gestisce dalla ristorazione al bar, sarà la barman. Barman acrobatica. Barman acrobatica, sì. Insieme alle due figlie, naturalmente. Insieme alle Facciamo due vedere le figlie, due figlie. ok. Va bene, ok, sì. Ok, a parte gli scherzi, le auguriamo un grandissimo futuro per il vostro Margot. È lui, l'unicum. La signora ha passato la palla al marito. Allora, auguroni anche alle figlie. Amaro unicum. Le figlie lavoreranno pure qua all'interno? Sì, sarà il loro lavoro, il loro futuro. Il nostro compito è stato sarà quello di avviarle in maniera tale che poi loro si salvaguardano quello che è il lavoro e il loro futuro. Il nostro compito è quello di averle allevate, darci un futuro e poi ognuno per la sua strada. Allora, un po' di impegno per il Margot, eh? Certo, ce la metteremo tutta. Sì. Ok, conferma. Maria conferma. Maria conferma. Confermo. Auguroni allora. Margot. Al Margot. Che sia Margot. Ecco il primo fans del Margot, come potete vedere. Beh, diciamo che sono un fan della serie. E quindi tu ti rivedevi un po' in Gaemon? Sinceramente no. In gonnellina, no? Margot. Margot. Che a dire? Margot. Margot, non è Margot. Margot. Ma va, quando vota a dire? Poi c'era anche? Ma Lupin, Jigen, Gaemon e Zenigata. Capito un boscio da metterlo io a gratis, Federico viene e fa quello che deve fare, cioè rompere al prossimo. Vai Federico. Margot. Prego. Come prego? No, Margot. Sono venuto. Come Margot? Che vuol Il dire? ristorante Margot. Ah, Margot, bellissimo, mi piace. È un Ha ristorante. sbagliato inaugurazione. Forse ho sbagliato posto. Comunque, ormai sono qua, sto qua e poi vado dall'altra parte. Margot. Salve, io non sono Margot onestamente, sono solamente il commercialista di Margot. È un'ottima iniziativa comunque in ogni caso, nuova e sicuramente avrà un futuro al mercato. Margot. Non ho capito bene. Margot. Lui è l'arredatore. Complimenti. Grazie. Il locale comunque si chiama Margot. Ah, sì? Sì. Non lo sapevo. Questo dicevo Margot. Ma non lo sapevo. Margot. Margot cosa? Margot. Margot cosa? Mangiose Qualcuno mi ha suggerito Margot Assene Lupin. Io non riesco a collegarlo. Ma si sono fidanzati Margot e Lupin? Stanno assieme. Ah, oggi stanno assieme? Stanno assieme. Margot. Rosanna, buonasera. Margot. Chi è Margot? Ristorante. Ah, scusami, io non lo sapevo. Sono appena arrivata. Bellissimo locale, veramente, una bella inaugurazione. Complimenti ai miei cugini. Troppo carino. Bello, come ristorante. Margot. A pianta. Margot, dai, parla, lei. No. Margot. Bel locale alla moda. Bello. Un bel locale. Saluto a tutti. Verrò spesso a mangiare con una bella pizza tana. La classe e l'eleganza del locale. È un bel locale, complimenti. E sinceramente speriamo che i prezzi siano come la classe di Arcana, perché con questa crisi sinceramente. Comunque un bel locale. Tagliamo, complimenti ragazzi, complimenti veramente. Margot. No. Margot, sei fidanzato con Lupin poi? No. Ma secondo te è riuscita Lupin con Margot? Penso sì. Non accettiamo suggerimenti. No. In ogni puntata Lupin ci provava, ma Margot? No, non ci riuscivo. Ma Lupin è riuscito con Margot? Guarda,
Lupin è riuscito con Margot poi alla fine a concludere? Non penso che è riuscita, no. Perché ogni puntata ci provava, niente, no? Sì, no, penso di no. Era stata dei soldi. Sì, penso di sì. Guarda, ascolta. Oggi sono fidanzati, sposati, Lupin e Margot? Penso che si siano sposati. Penso di sì. Hanno figli? Penso 3. Sì, fantastichiamo. Ascolta. Il testimone era? Elia Romano. La panella. Facciamo della panella. Mangiamo le panelle di Margot. Comunque si sposa vero Margot, Sì? No, Si sposa Margot? si è sposata. Dicevano che forse ha 3 figli. Non lo so, penso 3 figli, perché c'è? No, poi divorziare, quindi penso che sono rimasti in 2. Va. Hai fatto le corna con Zazà? C'era Zazà e Gemo. E poi? Quanti erano? Gigi? Ah, Gigen. Perfetto. E dove sta Zazà? Dove sta Zazà? Oh Madonna mia. Margot, che fine fece? Se l'è portata. Che fine fece? Ma Lupin è riuscito a... Ce l'ha nascosto. Lupin c'è riuscito con Margot? No. Non si può dire. No. Come dorme sempre? Ci prova sempre, ma Margot... No, non sente, Maico. Margot ha fatto le corna a Lupin, con chi? Erano in 3, quindi dico... Peter Pan. Come Peter Pan? Un maresciallo, quello è ispettore, con l'ispettore. Dove sta Zazà? Là. Se non si scioppa non si scioppa più. Lupin c'è riuscito con Margot? Sì, abbastanza bene. Come c'è riuscito abbastanza? Prego! No, per favore non mettere sta... Dai, per favore, oh mare, mi sto sentendo male. Facciamo vedere la farfallina. C'ha la farfallina come Belen? La farfallina ce l'ho io. La movina la faccio vecchio time. Ora No. Che è questa cosa? È strana. Mangiate due cose che ti riposo un po' qua. Margot, con Lupin. Non mi ricordo adesso, è da molto tempo che non li guardo. Margot, auguri. Grazie. No, tu fai gli auguri a Margot. Auguri. Una realtà di Lercara, sperando che sia l'innovazione, la novità di Lercara, un locale che obiettivamente ci voleva, questo locale, un locale moderno, giovanile, dove si mangerà specialmente bene e soprattutto verranno apportate delle modifiche all'alimentazione che si fa, dove si può trovare in tutti i posti. Qua troveremo il diverso, il meglio, l'eccezionale, qualcosa di veramente eccezionale. Margot. Sì, ma era di parte però, di parte. Non è vero? where you shouldn't have been.